I veneti devono capire che devono stare in casa. I veneti devono capire che la prima cura al virus siamo noi. I nostri modelli ci dicono che fra 5 giorni avremo un picco nelle terapie intensive. I nostri modelli ci dicono che se continuiamo così a non rispettare le regole, entro il 15 di aprile avremo 2 milioni di veneti contagiati. Non possiamo puntare solo sulla fortuna, sul bel tempo o su boiate o su consigli per gli acquisti. No, bisogna stare a casa. Lo dico ai genitori rispetto ai bimbi. I bimbi non muoiono se non vanno a fare un giro il fine settimana al mare piuttosto che ai centri commerciali o al parco. Lo dico agli anziani che devono mettersi in testa di restare in casa. Ringrazio tutti i ragazzi che da volontari si sono offerti e anzi li invito a farlo sempre di più, a portare la spesa, ma portare la spesa vuol dire lasciarla sulla porta di casa. Cioè bisogna averli questi accorgimenti. Lo dico a tutte quelle persone che non hanno impegni di lavoro o che possono non avere impegni di lavoro, che possono permettersi di fare questa scelta di civiltà di stare a casa.